Passano gli anni, cambiano le mode, ma c'è un giorno che nell'immaginario di molti rimane il più romantico, il più bello, quello da ricordare e prima ancora da programmare, organizzare e curare nel minimo dettaglio, il giorno delle nozze. A loro, a tutti gli innamorati, a tutti i futuri sposi, era dedicata la giornata del 27 di ottobre a Eraclea Mare, evento che si è tenuto presso la struttura dell'ex Fornace. In questa bellissima location, tra tavoli elegantemente preparati, vediamo anche l'utilizzo di diversi colori, dall'oro al bianco al rosso, richiamando un po' i colori autunnali di questa stagione. Sono qui con l'assessore di Eraclea, Stefano Boso. Ben trovato, assessore. Diciamo che la location davvero è molto bella, perché oltre a poter visitare qui tutti gli stand oggi, la giornata permette e consente di fare una bellissima passeggiata in riva al mare. Io le voglio chiedere quanto è importante la collaborazione tra pubblico e privato, perché questo evento gode del patrocinio del comune di Eraclea. È fondamentale anche per il momento della congiuntura economica in cui la stiamo vivendo, di promozione per la nostra località e per le aziende nostre locali, quindi essere in particolar modo a fianco ai nostri imprenditori e nella promozione in particolar modo delle strutture comunali come questa. Qui all'interno della nostra location si potranno anche sposare civilmente le coppie. Tante idee, tanti suggerimenti, tante proposte per rendere il giorno del sì una giornata unica e indimenticabile. Gli espositori sono gli espositori che curano un po' tutti gli aspetti del giorno del matrimonio e della preparazione del matrimonio. Quindi andiamo naturalmente dagli abiti da sposa agli abiti da cerimonia per la donna e per il bambino, passamanerie di lusso, passando poi naturalmente per i servizi fotografici, la musica, il benessere, l'animazione dei bambini, i viaggi di nozze e quindi insomma un po' tutto quello che ruota intorno a questo mondo. In un momento come quello di oggi, la gente torna a sposarsi? Allora, la gente si sposa come sempre, secondo me, nel senso che quello che è cambiato forse sono i tempi del matrimonio, che si è spostato sicuramente dopo i 30 anni. Wedding Day a Eraclea Mare con una proposta in più. In bella vista, davanti alla struttura, un autobus interamente bianco. Sono davanti al Wedding Bus con il presidente di ATVO, Fabio Turchetto. Ciao Fabio, grande inaugurazione oggi di Wedding Day con la novità, questo bellissimo autobus bianco. Questa è la nuova immagine di ATVO, che fatalità si sposa benissimo con il wedding. E quindi da oggi inauguriamo un nuovo servizio dedicato al wedding, cioè dedicato alle persone che vogliono sposarsi e che decidono di non usare l'automobile. Qual è la miglior cosa di dire: posso andarmi a divertire, non ho il problema di bere un calice in più, perché non è giusto che su 4 o su 5 persone ci sia sempre quello che non può bere, perché questo non si diverte. Noi gli diamo la possibilità di divertirsi. E adesso farò la modella per un giorno, almeno questo. Sono nel posto più bello, il posto dove le donne si rendono bellissime per il giorno del proprio sì, e sono qui con una truccatrice. Allora, c'è un trucco particolare che la sposa richiede? Ma solitamente vogliono tutte una cosa molto naturale, cioè un viso pulito, poco trucco. E lì poi dipende un po' dalla persona, dipende un po' dall'abito, dal capello e, a dir la verità, dal gusto anche mio, perché tendo a portarle su qualcosa di invece molto più colorato. Il trucco è a prova dell'immancabile lacrima di commozione? No, no, perché se c'è la lacrima purtroppo qualcosa viene rovinato, diciamo così, però si cerca di fare il possibile. Bene, adesso potremo fare una prova su di me, casomai dovessi sposarmi. Benissimo, siamo pronti, qui c'è tutto, non manca niente.